È quasi incredibile se uno va alle origini, va agli anni 40, agli anni 50 giamaicani, pensare che il reggae sia arrivato anche qui da noi, in Sardegna, insomma in altri posti del mondo veramente lontanissimi dalla Giamaica sotto tanti aspetti. Io avrei la pretesa di raccontarvi un po' la storia del reggae. Concerto reggae da solo, un ragazzo, io avevo forse 18 anni, cioè un ragazzo di 18 anni come eravate voi quando avete iniziato, ora ne avete giusto 2, 3, 4 in più. Grossissimi problemi, prima volta che si utilizzava il palazzetto dello sport a Sassari, cioè il palazzetto dello sport a Sassari voi non lo sapete, ma è stato utilizzato con un gruppo reggae, appunto gli Airi. Di arrivare al momento che ci doveva essere un festival in Sardegna, e quindi ci siamo buttati, abbiamo trovato Banari come location perfetta, essendo piccolina.